Buonasera a tutti. Come chi sapete, non sono abituata a favela, però vuoi fare queste robe qui. Innanzitutto vorrei fare complimenti a Giulio per la domenica passata, è stato un intervento, un lavoro interessante e mi ha colpito particolarmente il fatto che favelava in di storie tentando di capire che le succede, no? Anche se una roba passata in realtà non sapeva vincere che è. E queste robe mi ha colpito tanto e pensando anche a ciò che vorresti fatto voi, cioè i tentini di favelare dal futuro, no? Di ciò che sta succedendo, cioè un futuro che in realtà ti stai già vivendo. Quindi mi sono immaginato queste robe un po' come l'invenzione della tavola periodiche, che è degli elementi chimici, che è stata inventata dal 1860 da Mendeleev e l'ha inventata secondo la sua teoria, dove gli elementi avevano una precisa collocazione da queste ideali tabelle. E alla tutti gli elementi che conosceva e l'ha lasciati questi ways per gli elementi che sarebbero venuti. Lui sapeva che erano, ma non erano stati scoiers, tanti sono stati scoiers a metà del Novecento. Quindi mi piace immaginare che queste robe, che stiamo facendo come i favelini di particolarità che vivono in questo momento, ma che in realtà non conosciamo così bene. Quindi l'intervento di Davide è alleato alla, come che vedete dal programma, alla geografia virtuale, come che gli odi tramite Google Maps o comunque tramite internet, la visione dal mondo è cambiata, no? Non vi più una visione plana, ma una visione dall'alto. E c'è che comporta questo e che comandi queste visual di come che i nostri dati influiscono a impattare sull'ambiente, ma Davide ve la conta migliore, e soprattutto l'autonomia digitale, no? Che è una roba lavoro interessante perché a fare un po' il passo con i colonos, dove tenta di mantenere una cultura portando fuori, ma tenendo le strette, no? Cioè, come si può dire, stringere in modo che butti fuori il pick-up-post. Davide l'hai conosciuto dal mondo dell'arte, quindi io Davide lo considero un artista e praticamente una volta il mondo dell'arte dà la possibilità di sperimentare talmente tanto che vuoi fare di una roba senza via di noi e che però poi si può sperimentare questo modo di fare alle che artistico, cioè ha la possibilità di poter farlo. E noi Davide ti do la parola. Grazie. E buon divertimento. Grazie. Mandi a Duc, sono Davide. Io non sono usata a per Furlan. E chi si roba qui i favelli di chi si roba qui per tedesco o per inglese, non c'è per italiano. Allora oggi provo a parlare in italiano, che è già un bello step. Prossima volta facciamo il friulano. Intanto grazie per essere qua e per avermi invitato a presentarvi questa storia che a me mi piace molto il tema della cartografia, della geografia e della descrizione del territorio, dei territori, ed è una cosa che nelle serie di incontri che ci sono stati in questo programma di Colonos mi ha sempre molto affascinato, anche se, come diceva Federico, io vivo in Austria, quindi non riesco a vedere tutto. Però vedendo il programma ho colto degli spunti molto interessanti che ci saranno su YouTube. Accidenti, proprio YouTube. Bene, allora, sì, io sono di qua e vivo in Austria, però in realtà ho sempre lavorato un po' a cavallo del confine, portando artisti ed esperienze un po' di qua, un po' di là. Questo è un po' quello che mi vedo, un po' un transfrontaliero che, sì, diciamo che magari per alcuni personaggi della mia generazione l'idea del confine è un'idea un po' diversa, del andare all'estero per poi tornare. A un certo punto non c'è più veramente un estero, non c'è più cioè ci si trova a casa in vari posti europei, quindi è un po' una geografia che si modifica nello stesso modo. Allora, io lavoro in un'associazione, faccio questa premessa così che magari vi aiuta a capire dove andremo a finire oggi.
forse. Lavoro in un'associazione che si occupa di arte e di tecnologia. Ed è molto importante che per noi dire che facciamo queste due cose contemporaneamente, perché uno dei due lati fornisce spunti e riflessioni per l'altro lato. L'associazione si chiama Servus. Servus è il saluto, è il ciao austriaco. Ciao come saluto di benvenuto per tutti gli utenti. In questo caso l'associazione è dal 96 che è attiva, io lavoro lì da circa 6-7 anni e si occupa di tecnologie internet, sempre come pratica artistica. Perché è importante questo? Ci arriveremo. Però è per me importante che sia ben chiaro che si tratta di un progetto che non è l'unico, ce n'è molti di progetti simili, che cercano di costruire infrastrutture internet e servizi internet indipendenti e autonomi. Qui per me è evidente la connessione con i Colonos, infatti ha assolutamente senso parlare di autonomia e di gestirsi processi culturali da soli qua. Sono molto contento. Allora, oggi volevo fare 3 punti. Li ho scritti nella scheda di sala, così magari è più semplice seguire. Non conosco molte associazioni della zona che si occupano delle stesse tematiche e sono qui anche proprio per aprire un tavolo di conversazione, di capire chi è interessato a continuare la discussione. Però il punto di partenza sarà appunto la questione delle mappe, la questione dell'infrastruttura sulle mappe. Qua ho scritto anche il controllo del calcolo a scala globale, giusto per capire un po' dove ci stiamo muovendo. Si sta parlando di computazione, di server, di macchine, di calcoli digitali che sono distribuiti su tutto il pianeta e che connettono da una parte all'altra del pianeta con velocità che non possiamo immaginare e con delle dimensioni che non sono più relazionabili con la nostra dimensione personale umana. L'immagine che vedete sulla scheda di sala è di un artista che cerca appunto di visualizzare questi tipi di connessioni tra la scala globale e la rete di macchine e cavi e tecnologia che ci connette. L'artista si chiama Louis Trouil, è un artista francese, c'è nelle note sotto, e ha fatto un bellissimo lavoro di cartografia critica di internet, cercando di mostrare quali sono i punti cardinali dell'internet, che cos'è questo internet, di queste superfici virtuali che ci connettono. Ok, il secondo passaggio che vorrei fare è descrivere quella che è una delle qualità principali dell'era contemporanea, cioè l'idea della crescita continua, che è molto legata alla tecnologia, specialmente la tecnologia internet, ed è un tema dell'hi-fi, dell'alta qualità, che ha degli impatti molto grossi su quello che è la nostra realtà fisica. A me interessa proprio con voi criticare quello che magari sono dei metodi e delle immagini di come ci viene presentata la tecnologia, per provare a creare nuove mappe di come la tecnologia ci unisce, c'è attorno a noi. L'ultima parte appunto è questa contromappatura del mondo e di internet, ed è un tentativo di immaginare cosa possono essere le tecnologie in un modo più conviviale, cioè le tecnologie non pensate per creare, generare profitti o generare processi, ma proprio come strumento che ci unisce, e strumento su cui possiamo e vogliamo e dovremmo e vogliamo prenderci più cura, come fosse una nostra bicicletta, per capirsi. Ok, adesso parto. Però prima faccio un sorsetto d'acqua. Davide me l'ha già contato 4 volte queste storie, no? Quindi
E ieri sarei attaccato un po' a ingranare, se ti ha paura se non si capisce tutte in prima. Però se dopo lei vedi domande, se Ruby sale è un lavoro interessante anche sentire le sue risposte, visto che le pi sul talk. Speri? Allora, dunque, il primo passaggio, qua stiamo parlando di cartografia e di mappe, giusto? Io, appunto, lavorando con questa associazione facciamo dei processi di ricerca e uno di questi era proprio sulla cartografia digitale nel 2017 e una delle cose molto poco tecnologiche che ci ha colpito in prima linea è stata l'idea del filosofo della cartografia, Harley, che sostiene che le mappe non sono mai uno strumento neutrale. Una mappa che rappresenta un territorio, per sua stessa natura, contiene dei silenzi. È impossibile rappresentare tutto quello che c'è nel territorio su un pezzo di carta, digitale o meno, impossibile. Quindi il cartografo è una persona che sceglie cosa visualizzare e cosa no. In quella cosa lì crea dei silenzi, degli spazi vuoti, nasconde delle informazioni, deve far vedere delle altre informazioni, magari crea delle distorsioni, perché appunto il globo è rotondo e se lo vogliamo rappresentare su un foglio di carta c'è una distorsione in partenza immediatamente. Ci sono errori tecnici e col passare del tempo queste cose qua portano anche una distorsione della realtà, creando miti e creando leggende. Queste qui le mappe, cioè stesse robe da 1000 anni, no? Ci sono leggende che nascono dalle mappe proprio per quello. La mappatura quindi non è neutra, è come la scienza e la tecnologia non sono neutre. Vedo spesso e volentieri che la gente dice c'è una grossa retorica sul fatto che la tecnologia sia neutra, cosa a cui mi oppongo e vorrei che oggi si pensasse che la tecnologia non è neutra, ma non è, nel senso, non è meschina di per sé, non è una cattiva tecnologia, però ogni tipo di tecnologia, e con la tecnologia intendo anche le mappe, le strade, l'infrastruttura, qualsiasi roba che ha una funzione tecnica, si porta dietro dei limiti o delle intenzioni intrinseche che generano delle conseguenze. Se per esempio una macchina fotografica non mi permette di arrivare a una certa risoluzione o il sensore di quella macchina è stato costruito per magari vedere più nell'infrarosso che vedere i colori, le informazioni che vengono date attraverso quella sono leggermente diverse, nonostante la credenza sia che siano precise sempre. Portandoci dietro questa idea della tecnologia e della mappatura come non neutra, come che si porta dietro anche delle discriminazioni o delle intenzioni che non sono volute necessariamente dal creatore, si verificano una serie di pratiche che nel corso degli ultimi millenni o centinaia di anni hanno comunque permesso dinamiche che conosciamo molto bene, dinamiche di conquista, dinamiche espansioniste, imperialiste, coloniali. Non dico che le mappe siano la colpa di tutto, però hanno contribuito a fare queste cose qua. Probabilmente avete già sentito parlare dei draghi o dei leoni che venivano disegnati nelle mappe medievali o rinascimentali. Erano un simbolo con la scritta Hic sunt dragones, qua ci sono i draghi, qua ci sono i leoni. Esatto, questo qui è una zona pericolosa, non sappiamo cosa c'è, una zona pericolosa e non andateci. In realtà, secondo me e secondo tanti, proprio perché non era conosciuta, la gente ci andava chiaramente dicendo c'è stata una corsa incredibile all'espansione, alla ricerca e all'occupazione di quei posti che non erano conosciuti. E in quel modo lì diciamo che la corsa anche molto rinascimentale alla conoscenza ha portato alla corsa verso le colonie, il colonialismo americano, con tutti i drammi che poi sono successi. Indi per cui
qui è la parte un po' più generale sulle mappe, poi ci spostiamo su quelle digitali. Le mappe sono strumenti di potere. È il potente che fa le mappe, è il potente che utilizza le mappe per stabilire i propri territori e anche lì visualizzare cose o non visualizzare altre cose su quella che è la descrizione del territorio. Sì, più o meno. Dai. Ok, allora, quando ci spostiamo sulla cartografia del digitale, la cosa interessante, e quando parlo di cartografia digitale parlo, per capirsi velocemente, per esempio servizi di mapping digitale tipo Google Maps, però anche tanti altri tipi di cartografia digitale esistono. Google Maps è uno di questi, che diciamo è molto immediato, è molto conosciuto. La tendenza è di cercare di entrare nell'infinitivamente piccolo o nell'infinitivamente grande, cioè zoomando dentro Google Maps, zoomando dentro una di queste applicazioni di mapping digitale, si può arrivare ad avere il centimetro equivalente al centimetro in qualche modo. Non c'è un limite di per sé del mapping digitale, non c'è una soglia per cui non è più possibile zoomare dentro. A un certo punto perde il senso di quello che stiamo guardando, però a livello teorico si può zoomare dentro fino agli atomi, volendo. È una questione di calcolo, è una questione di informazioni che ci sono. Per me questa è una similitudine interessante con, probabilmente conoscete, immagino, spero che adesso ve la leggo, c'è una novella di Borges che si chiama Del rigore della scienza, che è molto bella perché esprime quest'idea della volontà di descrivere e di conquistare attraverso la conoscenza il mondo reale. La leggo perché tentandolo di riassumere il rischio è di farla diventare molto più lunga di quello che è. Allora, Borges scrive di un impero. In quell'impero l'arte della cartografia giunse a una tal perfezione che la mappa di una sola provincia occupava tutta una città e la mappa dell'impero tutta una provincia. Mappe giganti. Col tempo però queste mappe smisurate non bastarono più. I collegi dei cartografi fecero una mappa dell'impero che aveva l'immensità dell'impero e coincideva perfettamente con esso. Ma le generazioni seguenti, meno portate allo studio della cartografia, pensarono che questa mappa enorme era inutile e non senza impietà la abbandonarono alle inclemenze del sole e degli inverni. Nei deserti dell'Ovest rimangono lacerate le rovine della mappa, abitati da animali e da mendichi. In tutto il paese non c'è altra reliquia delle discipline geografiche. Questa è una bella storia, molto corta, che diciamo descrive quello che potrebbe essere il post, una situazione successiva al momento in cui cerchiamo di controllare tutto il nostro pianeta con la conoscenza. E a me piace pensarla come un po' a una specie di previsione, cosa succederà poi. A un certo punto magari una nuova generazione verrà dopo di noi e dirà vabbè, ma a noi cosa ci interessa tutto questo lavoro sui dati, queste energie, queste risorse impiegate nella costruzione di un mondo super tecnologico che ci circonda adesso. Magari questa è un'immagine che mi piacerebbe molto vedere e magari anche provare a spingere e a realizzare. Questo perché? Beh, diciamo che sappiamo, diciamo che è una novella, quindi è abbastanza evidente che è impossibile costruire una carta dell'impero uno a uno, giusto? C'è pure Umberto Eco che ci aiuta con un suo testo teorico sull'impossibilità di costruire la carta dell'impero uno a uno. Lui nel suo, chiaramente molto divertito da quest'idea, descrive tutti quelli che sono i limiti concettuali, come si fa ad appendere a questa mappa, come è appesa, è costruita, non funziona, ma soprattutto c'è un problema grosso in questa mappa, cioè la mappa che si estende su tutto l'impero non mostra se stessa.
alla fine se un oggetto si estende su tutto un impero dovrebbe essere visualizzato come parte di questo territorio nello stesso. Ecco, questa è un po' l'impossibilità di avere una mappa che descriva l'intero impero nel mondo fisico. E in quel mondo la distruzione della mappa equivale alla distruzione dell'impero. Senza conoscenza, senza controllo, si perde quello che è la struttura di governo. Nel mondo invece della tecnologia, notiamo invece come queste cose si sovrappongono e si uniscano in maniera molto forte. Qui passo un po' più nella parte in cui si parla di alta qualità, di high fidelity, di qualità video per esempio più ampia, diciamo, l'ideale della crescita infinita di quelli che sono i formati video, di quella che è la qualità della riproduzione digitale. Poi penso che anche con l'esempio che ci sarà la settimana prossima ci sia anche molto da discutere su quello che è la qualità e la potenzialità della trasformazione, della digitalizzazione, della virtualizzazione. Muovendomi però nel contesto digitale, noto come non solo il mapping digitale, ma lo stesso internet, tutto il World Wide Web, è caratterizzato dalla metafora geografica e cartografica e architettonica. C'è una grossa metafora spaziale, si parla sempre di siti web, si parla sempre di piattaforme, ed è penso anche un modo per renderci più vicini a quello che sono questi spazi online, questi spazi digitali, ma sempre pensando a internet come una cosa che interagisce con il nostro mondo. Conosciamo le dimensioni che alcune aziende del web hanno ottenuto, tali da diventare degli elementi geopolitici. Cioè Google, Amazon parlano con l'Unione Europea, parlano con gli stati, non sono semplicemente l'azienda dentro a uno stato, non sono dentro l'azienda dentro a una cosa circoscritta, sono entità multinazionali, sovranazionali, che si interfacciano con concetti e istituzioni astratte come lo Stato, come un tribunale. Quindi c'è uno scarto, c'è una dimensione geopolitica che si interlaccia con questo quando si appunto rapportano alla pari con entità statali. E soprattutto quello che a me interessa particolarmente è la sovrapposizione tra l'infrastruttura, i cavi di internet e il territorio che la sostiene. Questa è una cosa che a me preme molto, per me è molto evidente il modo in cui la tecnologia ci viene descritta, come internet ci viene descritto, come un mondo effimero, un mondo bidimensionale, un mondo di apparenze, un mondo di velocità e di connessione, è totalmente distaccato da quello che è la verità, o la materialità della connessione. Qualsiasi tipo di informazione che circola dai nostri telefoni ai computer di qualcun altro, alle piattaforme, ai siti, ai Facebook o ai social network, deve passare da qualche parte, giusto? E dove passa? Attraverso i cavi. Il mondo, il nostro pianeta, è disseminato da cavi che connettono un posto con un altro. Questi cavi attraversano gli oceani e tra l'altro attraversano gli oceani con delle traiettorie che sono molto simili agli antichi percorsi coloniali che le caravelle fecero per andare in America, probabilmente perché anche la tratta più corta, però ci sono delle sovrapposizioni interessanti quando si mettono assieme le mappe, che appunto diciamo l'immagine è, tra l'altro sto saltando manetta molto bene,
è l'immagine appunto di una, quasi una gabbia di cavi che cinge tutto il globo. Questo è quello che è internet oggigiorno. È una... ok, ci torniamo lì. Si tratta di un'infrastruttura talmente sterminata che è impossibile da visualizzare e che per alcuni filosofi, come il signor Benjamin Bretton, che ha scritto uno dei saggi più interessanti sul tema della sovranità digitale, cioè del fatto di essere padroni di quello che sono le nostre estensioni digitali e dove questi dati di ognuno di noi vengono poi prelevati e portati e fatti parte di un database di un'azienda gigante. Lui descrive il mondo come una specie di ormai meccanismo globale. Per lui siamo al punto che tutto il mondo è un computer solo. È tutto interconnesso, ma non è solo interconnesso a livello di macchine del mio telefono con il suo o del mio computer con il cavo che si connette a un computer da un'altra parte. Di più, quel macchinario è lo stesso macchinario che fa parte di un processo che estrae i materiali dalla terra, che li porta da altre parti. C'è tutta la logistica dei trasporti dei minerali. Questi minerali vengono poi modificati, raffinati, elaborati e diventano la loro parte una componente di uno dei livelli tecnologici dei nostri cellulari, dei nostri computer, eccetera. Questo processo qua fa già parte del fatto che l'intero mondo è parte di questo computer. E questa è l'immagine che lui, ma anche tanti altri studiosi, cercano di trasmettere. Tutta l'infrastruttura che ci circonda non solo estrae informazioni, dati e materiali proprio dalla Terra, ma estrae informazioni anche da noi. Giusto? Noi siamo parte di questi blocchi di materiali. Sembra un po' Matrix, no? Però essenzialmente questo è il modo in cui le grandi corporation dell'internet funzionano. Noi siamo parte del loro modello di business. Ed è importante esserne consapevoli. Proprio perché lì torno indietro? Sì, proprio perché noto una grossa retorica sul fatto che la cloud o il cloud, ho discusso con degli amici la settimana scorsa su se la cloud è il cloud o la cloud. Tanti dicono il cloud, io continuo a dire la cloud, però che il cloud viene proposta come una soluzione invece ecologica. Butta tutti i dati, tutte le foto sul telefono e sul cloud, perché non costa niente, perché non ha un effetto fisico, no? Non occupa spazio vero. Questa narrativa fa parte dell'algoritmo che connette questo computer mondiale con tutti noi e con i nostri dati. Perché se ovviamente non notiamo l'impatto che ha questa semplice azione sull'ambiente, non abbiamo problemi a condividere i nostri dati, le nostre foto sulla cloud. Chiaramente questo cerchiamo sempre di tenere la metafora della geografia. Diciamo che i cavi che connettono l'internet attorno a noi non sono solo l'unica componente che gestisce questo sistema. Ci sono anche centri di computer sterminati ed è lì che finiscono i nostri cavi, i nostri dati, finiscono le nostre immagini. Questi computer non solo hanno bisogno di una quantità spropositata di materie prime per essere costruiti, ma hanno bisogno di una quantità spropositata di energie. È lì che voglio arrivare con la questione dell'internet. Nel 2008 si diceva, i dati dicevano, che
Internet era responsabile per il 2% delle emissioni globali di anidride carbonica. Globali. 2% è anche il numero che indica le emissioni globali di anidride carbonica dell'intera industria dell'aviazione. Tutti gli aerei commerciali, tutto l'impatto che hanno loro è lo stesso di Internet nel 2008. Nel 2008 Facebook non esisteva quasi. Tutto quello che è successo dopo non c'era in quei calcoli lì, non si sapeva bene come sarebbe evoluto. Quindi quando hanno aggiornato i dati con il 2019-2020, le emissioni legate a Internet erano del 3,7%, quasi il doppio. La previsione è, di nuovo, 2019, prima che una pandemia ci obbligasse tutti a stare a casa e tutti a comunicare in maniera digitale. Adesso le previsioni per il 2025 sono di raggiungere l'8,5% per 2 anni. 8,5% delle emissioni globali. Altre ipotesi, però anche queste fatte pre-pandemia, dicono che nel 2040 l'impatto del digitale arriverà al 14%, che si sta avvicinando velocemente a cifre... l'8,5% tra l'altro equivale a tutte le emissioni di tutti i veicoli leggeri in circolazione nel mondo. Tutti. No? E il 14% è una roba tipo la metà dell'industria edile di tutto il mondo per anno. Folle, giusto? Questa roba qua, il problema di questa cosa qui è che nessuno la percepisce, perché non si vede, non si sente, non è tangibile, no? E anzi, come dicevo prima, la narrativa è vabbè, ma tanto cosa vuoi che sia? 2 giga in più, cosa vuoi che sia? Carichiamo tutte le foto in cloud, tanto alla fine possiamo migliorare questi computer, li possiamo ottimizzare, giusto? Questa è un po' la narrativa che viene spesso presentata, quando in realtà, appunto, come vediamo con questi numeri, la tendenza è tutt'altra. Soprattutto in un contesto come quello di adesso, con la crisi dell'energia che è una risposta alle tensioni globali dell'invasione in Ucraina, il costo dell'energia, e questo ve lo dico, io ho un data center piccolino con l'associazione, noi pagavamo fino a 2 anni fa 6.000 euro all'anno di elettricità. 6.000. Non è tanto. Abbiamo tante macchine, abbiamo un sistema di raffreddamento, quello che costa di più. Dal prossimo anno pagheremo 3 volte tanto, cioè da quest'anno pagheremo 3 volte tanto per gestire i nostri sistemi digitali. Anche Google ha 3 volte tanto di energia da pagare, giusto? Però non è che viene a chiedere a casa nostra il conto e dice ma adesso costa di più, datemi più, perché come dicevo hanno un altro tipo di modello di business che comunque ne guadagna abbastanza per coprire questi conti, però il data center che gestiamo noi supporta qualcosa tipo 1.000 persone. Noi offriamo indirizzi email e indirizzi cloud per 1.000 persone, fine, e paghiamo 6.000 euro all'anno. Google ha una quantità spropositata di utenti, perché non chiede quanto costano, no? Non chiede di dividere i costi. Ecco, questa è un po' la realtà dei fatti. Diciamo che partendo da questa critica al fatto che Google e i vari grandi attori del digitale utilizzano l'intero globo come parte del proprio computer e con una promessa di crescita infinita, la prospettiva che ci si presenta non è delle più rosee, soprattutto in tempi in cui tutti cercano di ridurre l'energia. Questa contraddizione, il fatto che siamo sempre invitati a utilizzare più tecnologie, le tecnologie più nuove,
cambiare telefoni, cambiare cellulari, cambiare computer, televisori, quello che è. Perché poi si vede meglio con il 4K, con l'8K, quello che è un controsenso se cerchiamo, ognuno di noi sta cercando con la propria consapevolezza di dare una mano anche ai temi ambientali. E sto parlando solo delle persone sedute qua. Quando si passa a livello industriale, come parlavo ieri con degli amici, è tutta un'altra roba. Lì in un'industria cade la ventola, c'è la griglietta che si rompe. Vabbè, non ho tempo per stare dietro queste robe, no? Le do via. Quindi è una metafora che secondo me deve cambiare, una metafora che si sta sviluppando. Ci sono dei gruppi che durante appunto i primi mesi, le prime istanze della pandemia si sono attivate molto e hanno cominciato a cercare alternative a questo prospetto di sviluppo infinito. Hanno sviluppato quello che è sono due punti, diciamo. Quello che è proprio una contromappatura. Con contromappatura è una pratica, fa parte della mappatura critica, della cartografia critica, sempre tornando all'idea della produzione delle mappe come un'attività propria della persona che detiene il controllo su qualcosa, su un territorio. Questa attività non farà vedere le minoranze, non farà vedere alcune parti che ne saranno coinvolte, che ne sono escluse. Queste parti escluse cominciano a sviluppare delle attività di contromappatura, cioè rivendicare la propria agency in inglese, scusate, la propria possibilità di agire in questi contesti. Ci sono tanti, queste sono le idee che sono anche descritte nell'invito di oggi. Ci sono varie idee, sia tecniche che più sociali, per uscire da quello che è questo cortocircuito del più dati e più tecnologia ci salverà tutti. Ci sono dei gruppi che lavorano a modelli di internet a bassa potenza. Ci sono dei gruppi iperlocali che dicono noi vogliamo lavorare con la nostra tecnologia e utilizziamo della tecnologia sì internet, però tra di noi, utilizzando delle metafore diverse, delle metafore che non siano basate sul controllo dei dati di qualcun altro. E si notano come già le nuove generazioni cominciano a utilizzare delle forme di comunicazione meno piattaformiche. La critica è alla crescita, è una critica che coinvolge anche la critica dell'attenzione, dell'economia dell'attenzione in cui ci ritroviamo adesso. Cioè i social network ci offrono una piattaforma che ci promette attenzione infinita, e questo è la spinta che ci invita a partecipare e ci spinge a diventare sempre più attivi. Ci sono questa critica, la critica ai dati, agli effetti negativi della sovraesposizione da social network, si vede già nelle nuove generazioni che utilizzano forme di comunicazione diverse, più legate a una specie di teoria o concetto di tribù, a un concetto più piccolo, meno aperto, meno distribuito e meno lasciato all'attenzione di chi che sia. Qua c'è queste critiche si riassumono nella teoria della foresta oscura dell'internet, che dice che anche internet è diventato come una foresta oscura. Ci sono predatori e ci sono prede. Quindi se non sai di essere un predatore, stai zitto e cerca di non far diventare una preda. E questo è un po' il tentativo di uscire dalle dinamiche di questa sovraesposizione. Ci sono tanti gruppi che stanno lavorando a formati di decrescita, rinunciando all'alta e l'altissima qualità.
diciamo che a livello tecnico di design dei siti web si parla proprio di obesità dei siti web, con siti web che diventano sempre più pesanti perché l'infrastruttura lo permette, ma proprio perché l'infrastruttura lo permette sono incredibilmente poco efficienti e sono incredibilmente strutturati su questo paradigma di dimostrare una ricchezza, un'abbondanza che non esiste in realtà. Come risolvere sta roba? Prima si parlava di tornare verso il futuro. In realtà l'idea è di tornare verso il passato e di cercare di ripartire da quello che era il mondo della tecnologia prima che fosse occupato dalle grandi aziende tecnologiche di adesso. Negli anni 90, quando io ero un piccolino, quando era appena nata l'associazione in cui lavoro adesso e c'era tutta una rete di altre associazioni simili che si occupavano di internet, questi gruppi erano nati perché le tecnologie erano aperte, erano disponibili. Non serviva un dottorato in informatica applicata o cose complicatissime per gestire un sistema di scambio email. Non era impossibile. Non era impossibile gestire un server web e non lo è tuttora. Però diciamo che c'è stata una distanza che è cresciuta sempre di più tra la professionalizzazione delle persone che dovrebbero prendersi cura della nostra parte digitale e gli utenti. Questi esempi che c'erano già negli anni 90 di gente che si gestiva i propri data center, le proprie macchine, esistono ancora e stanno rivivendo una piccola seconda giovinezza. Perché? Perché la gente comincia a essere un po' critica su dove mettere i propri dati, dove distribuire le proprie foto. Non parlo di ovunque, però alcuni gruppi cominciano veramente a sperimentare. Qua ho portato tra l'altro alcuni materiali che sono degli esempi di quello che queste comunità realizzano, cercano di creare nuovi modi di fare infrastruttura, nuovi modi di fare internet. Purtroppo la maggior parte di questi materiali è in inglese, me ne dispiaccio, per quello sono qua a parlarne. Però ci sono anche tanti spazi dove le traduzioni vengono generate, c'è un grosso interesse e anche una grossa necessità a generare più traduzioni in italiano di questi materiali per distribuirli. Anche del fatto di stamparli, esatto. Sì, ci sono. Sì. Questo tipo di lavoro è un lavoro che viene considerato un lavoro di cura, un lavoro di manutenzione della propria estensione digitale, che esiste e viene fatto in comunità anche molto piccole. Ce n'è una che si chiama Habitat, che è a Tredozio, vicino a Forlì, che è un gruppo di ragazzi che letteralmente vivono in una casa su per i monti e l'unica roba tecnologica che hanno lì è un server, che è la loro casa, cioè è come avere il boiler, però c'è il server a casa, per capirsi. Loro utilizzano quel server per lavorare con una dinamica di connettività, cioè la località dove stanno, paesotto, villaggio in mezzo alle montagne, villa caccia, posti remoti, diventano allo stesso modo posti di ricerca, diventano nello stesso modo delle occasioni per allontanarsi dalle cartografie principali e cercare gli spazi vuoti dove andare a generare nuova conoscenza. Ci sono varie comunità, un'altra si chiama Varia, che conosco molto bene ed è a Rotterdam. Anche lì si ritrovano a gestire, utilizzare e discutere di sistemi tecnologici e come pratica artistica, non dimentichiamocelo. Il fatto che questo sia una pratica artistica è consapevole
è un'azione consapevole e diventa parte di un certo modo di intendere l'arte come una funzione sociale tra le persone, lavorando e esplorando le estetiche di come l'internet può essere. Creiamo delle nuove immagini di quello che è la tecnologia, e queste immagini idealmente dovrebbero costruire o dovrebbero dare fondamento a quel cambio culturale necessario per immaginare un mondo in cui la tecnologia non è estrattiva, non estrae risorse dagli individui o dalla terra, ma contribuisce in un certo modo. Questa è l'idea a base di Ivan Illich della convivialità. C'è un certo scarto rispetto alla relazione con la tecnologia, basato proprio sul fatto di vederla al centro tra varie persone, e che queste persone se ne occupino di questa tecnologia. C'è un certo tipo di critica della modernità, della modernizzazione e dell'impatto di questa professionalizzazione estrema, perché appunto la critica è che le istituzioni, le strutture attorno a noi in un certo modo ci rendono distanziati da quello che è la realtà della tecnologia. E l'invito è di deprofessionalizzarsi e di entrare in gioco nella relazione con internet o con questi certi tipi di servizi. Ok. Un ultimo esempio che volevo fare, proprio concreto, di cosa può essere un internet sostenibile, viene fatto da Chris de Decker, che è un giornalista e un artista belga che vive a Barcellona. Lui non so se forse... Ah sì, qua ci sono, ho stampato 3-4 copie di quello che è la Low Tech Magazine. È un magazine che questo artista scrive anche lì in inglese, però giusto per avere un'idea di come funziona, che lui dedica ad articoli di ricerca su temi legati alla riduzione del fabbisogno energetico di vari progetti, e di quanto in realtà le nuove tecnologie siano paradossalmente molto poco innovative rispetto a tecnologie che esistevano già prima. Cioè si parla di cambiamenti nell'area decimale, nell'area del molto piccolo rispetto a quello che già esisteva prima. Per esempio, tutta la serie di articoli che lui scrive è per analizzare qual è l'effettivo impatto delle tecnologie. Si chiede effettivamente: è più sostenibile avere delle turbine eoliche fatte di metallo e di fibra di carbonio, super fighe, super tecnologiche, o è più efficiente averne qualcuna fatta in maniera più economica? Il problema, per esempio, del cambio tra le fonti di energia non sostenibili, fossili, a quello sostenibile e rinnovabile, tipo la forza del vento, è legato alla costruzione di infrastruttura molto, molto impattante alla fine, giusto? Le turbine industriali come vengono prodotte adesso hanno bisogno di un sacco di energia per essere prodotte. Ecco, lui nei suoi lavori fa dei confronti e dice: ma se invece di avere una di queste turbine molto, molto sviluppate, molto tecnologiche, cercassimo altri modi meno impattanti anche per lo smaltimento. Sì, esatto, le turbine sono un problema soprattutto dopo, quando smettono di essere utilizzate, no? E cerca di fare delle analisi dicendo cosa succederebbe, qual è l'input e l'output di energia che è necessario per creare una turbina in legno, per esempio, che si produce meno energia, però ha anche bisogno di meno energia per funzionare, no? Per essere costruita. Ecco, questo è il suo approccio. Diciamo, smontare un po' quelli che sono i miti della tecnologia e del futuro, e
per provare questo suo approccio su internet, lui ha creato un sito web alimentato all'energia solare. Il sito web è appunto descritto negli articoli che stanno girando. È stato costruito con uno dei designer proprio di questa associazione di Rotterdam, Varia, che ho menzionato prima. E cosa comprende? Comprende un web server, un computer piccolino che risponde, è un computer connesso alla rete e che risponde alle richieste di vedere un sito web con il sito web. E ai dati del sito web. E ai dati del sito web, cioè ha solo i dati necessari al suo funzionamento. Esatto. Questo server contiene questo processo e fa questa roba ed è alimentato da energia solare. C'è una batteria che viene ricaricata e permette il funzionamento di questo computer. Cosa succede quando non c'è abbastanza energia? Il sito non c'è. E non c'è. Fine. Ed è un modello che in realtà è molto radicale rispetto a quello a cui siamo abituati. Cioè siamo abituati che la tecnologia è sempre lì. Però lui dice, ragazzi, questo è quello che funziona. Quello su cui possiamo lavorare sono proprio le estetiche, sono proprio le qualità di questo sito web. Quindi il design di questo sito è basato sul risparmio energetico, non è sulla quantità di energia che c'è disponibile in una situazione di abbondanza, ma sulla sua scarsità. Quindi ottimizzazione, ma anche proprio ridurre tutte le questioni tecniche e diciamo di decoro di un sito web. Quindi le immagini sgranatissime, i colori minimali, non c'è nessun font, usano le cose di default del browser e soprattutto non hanno, probabilmente avete, quando dico cookies e quando dico trackers, sapete di cosa sto parlando, giusto? Vari pop-up che dicono accetta i cookies, ecco. Quella roba lì è responsabile per qualcosa tipo l'80% dei pesi dei siti web. Togli quello, risolvi un sacco di problemi energetici. Ecco, lui fa quello e cerca di soprattutto lavorare con altre modalità di pensiero. Cioè dice, se il sito non è raggiungibile, però sai che andrai a vedere quel sito web là, hai bisogno di quell'articolo lì, invece di andarlo a vedere 10 volte questa settimana online stampatelo, perché alla lunga stamparlo magari è meno impattante e soprattutto se lo stampi una volta non usi le risorse per 10 altre persone che hanno bisogno di quella informazione là. Quindi questo qua è un esempio per me fantastico. Io ho stampato esattamente quella stessa cosa del sito, che diventa un punto di partenza per una nuova modalità di capire, di pensare alla tecnologia. Cioè una tecnologia sobria, una tecnologia che non è sempre disponibile, ma soprattutto una tecnologia che non è fondata sulla nostra dipendenza da essa. Quindi siamo più indipendenti. Ora, concludendo, come fare per il singolo utente? Non è che adesso ognuno di voi deve essere, cioè ovviamente sarebbe bellissimo, però capisco che non tutti abbiano le possibilità di diventare degli ingegneri e di lavorare con questi sistemi. Però ci sono tante opzioni, ma anche semplici, che già ci permettono di risparmiare energia e di cambiare il proprio impatto personale. Cioè anche semplicemente non inviare dati di alta qualità, non usufruire sempre solo della cloud per comunicare con altri o inviare dimensioni spropositate, diventa in realtà parte di tutto questo contesto che ho cercato di spiegare nel migliore dei modi, di cambiamento non solo dell'impatto che abbiamo con la tecnologia, con internet sul nostro pianeta, ma proprio cambiare quella che è la logica di relazione tra persone e persone dall'altro lato dello schermo. E, niente, questo è un po' una panoramica confusa e
e complessa forse delle pratiche che noi facciamo, di cui mi occupo, nel contesto dell'arte. E mi piacerebbe creare in realtà un gruppo anche qua, cioè ai Colonos, questa stanza. No, mi piacerebbe lavorare con questi temi, di questi discorsi anche in zona, proprio perché appunto con questa idea di rientro e di riapertura di certi temi che non sono solamente importanti nei grossi centri, ma anche proprio nella periferia e nei paesi e negli spazi dove c'è proprio un altro tipo di approccio anche alle tecnologie. Cose che in città non è comprensibile, quasi un approccio autarchico all'agricoltura, alla tecnologia. E niente, sto ancora cercando di lavorare a varie risorse in italiano, spero che prima o poi ci sia anche un posto dove più informazioni di quel genere siano messe a disposizione anche in italiano. Eccoci qua, grazie. No, Benon. Grazie. Benon, come che dicevi, è un argomento tan grande è vero che riguarda tutti quanti, però è un lavoro complicato, no? Stavi pensando come anche Favelavi e Davide a queste leggi che hanno fatto che entro il 2027 mi ricordi i varindi da me la produzione di macchine elettriche. In realtà il problema non è la macchina, è troppi, no? Che vincono macchine. Quindi che se dica benzina o elettrica, l'inquinamento resterà compagno a cambiare che sono macchine gigantesche per una persona. Ecco, è che il periodile in maniere macroscopiche. Periodile tal piccolo manda 100.000 messaggi per disi rivi alle compagne di manda un sol. E anche se sono di non inquinare, in realtà in pla capanons che sono fatti di cemento, che sono talmente dai boschi, e che anche che vanno a vincolare, anzi a modificare una geografia, no? Mi contava Davide che da una valade in Austria stanno costruendo un data center di Google e che va dal suo picciolo, ma che in tutti i nostri dati, va a stialdare l'aghe dal troi di aghe calè, che li besti sotto torno ampi della cori, e quindi in realtà ti stai modificando il territorio mandando messaggini, e che robe lì ai piedi di tu, perché fin quando che c'è stato i brusin gasolio tal mese di un camp si rende in conto che io dico che stiamo facendo così in realtà non si incoscienza dal danki che stiamo producendo. Tu hai detto una roba che tu mi contavi ieri anche sullo smart working, no? Che il fatto di lavorare a casa al sommet, al sedi le più ecologiche è vero perché non si va in macchine, però non si fa in crodi che il fatto di sta trafficare con internet in realtà al di là dal consumare energie per dire il contatto sociale reale con le persone che è un grosso problema, e soprattutto vuol dire che tutto che noi continuiamo via chat o via internet arresta tutto gli archivi, e se voglio dire da complottista è anche una perdita di dati che sono, come lo faceva vedere nella metafora di Davide, una risorsa come un minerale che al covente per fare i computer, noi diventiamo dai minieri da cattirare in fuori la roba che covente a loro. Non domandi in base Google perché andà già a vonde di c'è che sì, proprio e proprio per pensare anche all'impatto che viene sull'economia locale, e qui smetto di parlare friulano. No, è una roba che secondo me è un'ottima immagine per capire qual è l'impatto di azioni piccole, che non è, però non voglio dare l'impressione che sia colpa mia o colpa vostra o di ognuno di noi, non è quello il punto è che ci ritroviamo in questa struttura che funziona così.
E quindi l'idea sarebbe di cercare di allontanarsi e trovare alternative. Una delle cose, uno degli effetti concreti, cioè tutti sanno che i negozi chiudono in paese, giusto? Perché chiudono i negozi in paese? Perché c'è Amazon. Perché Amazon c'ha tutti i soldi? Non sono, no, non sono, esatto, è una roba, è un buon punto. Gli diamo i soldi, bene, perché? Perché costa meno ed è comodo. Ecco, perché riescono a costare meno? Perché no, perché Amazon è il provider, cioè è l'azienda che ha i data center più grossi del mondo. Nel 2019, quando c'erano le prime azioni degli attivisti che si lamentavano con Netflix, per esempio, Netflix, grandi quantità di dati e di video trasmessi in giro, c'è stato dal 2017-19 ci sono degli attivisti che si sono attivati per dire almeno usate energie da fonti rinnovabili, cioè se dovete proprio usare tutta questa energia, almeno mollate il petrolio, no? E penso che non era proprio così la frase, però l'intenzione era quella. Netflix rispose dicendo: scusate, non possiamo farci niente perché tutti i nostri servizi sono gestiti da Amazon. Adesso probabilmente hanno cambiato l'infrastruttura perché sono cresciuti anche loro, eccetera, eccetera. Però Amazon ha un'infrastruttura mondiale che non è immaginabile di data center. Il motivo per cui loro riescono a fare terra bruciata dei negozietti piccoli è perché il grosso guadagno viene da internet, viene da là, e quindi se Amazon in perdita non è tanto grave perché alla fine comunque ti prendi una fetta del mercato. Ed è questa logica del fatto che ci basiamo su questi servizi qua, servizi online, diamo soldi ad Amazon non perché tanto è cattivo Jeff Bezos o che ne so, però con quello andiamo a erodere la resistenza dei piccoli negozi. Ed l'immagine di questa infrastruttura globale finisce lì. E noi siamo parte di questo processo. E quello che ovviamente con tutte le immagini che ho descritto dell'internet prima non viene trasmesso, e c'è un grosso interesse ovviamente che non sia trasmesso proprio per evitare di cambiare questi sistemi di business, però è lì che va a finire alla fine. E l'ultima cosa, l'ultima robe che mi pare correddisi, è come che alla partita, alle partite Federico prima è tabagliando di artigianato, no? di un nuovo modo di fare, che è di tornato per le mans, il sito, dalla pagina che stiamo facendo girare, che è il sito di Low Technology Solar, che è questo sito che va energia solare, che dura fin quando alle sorelle e dopo dura fin quando le batterie. È interessante perché questo giornalista spiega come costruisci macchine per produrre la corrente per fare il vostro computer, il vostro telefono. Sono dalle robe particolari, biciclette che fanno in corrente, come costruire pannelli solari, cioè sono micro tecnologie che potresti fare ognuno per con nostri e per avere una mini autonomia. Quindi il artigianale diventa un far artistico perché queste macchine sono costruite a mano e hanno un loro aspetto, una loro estetica che attocchia tanto il contemporaneo, no? Dal mondo all'arte. E dopo un altro progetto interessante che la Davide, che non l'ha contato in chiamò, è di questo campeggio che al FASD, che sono una serie di personaggi umani loro e insieme a una tecnologia, a un'intelligenza artificiale che però porrete la torturi un po'. No, sì, esatto, era tipo quello lì era un tentativo proprio di vedere quali sono i limiti. Adesso ho tolto, c'era nell'introduzione un pezzo che parlava di intelligenza artificiale. L'ho tolto perché secondo me la metafora delle mappe già rende abbastanza. Spostandosi al tema dell'intelligenza artificiale è la stessa identica cosa del tentativo di controllo di macchine, di queste aziende, di processi che sono sempre basati sull'idea del abbiamo bisogno di più dati per rendere l'intelligenza artificiale più intelligente, quando in realtà non è necessariamente così. Pensando a questo tipo di logica di accumulo,
l'apporto che alcuni processi di intelligenza artificiale danno è sotterraneo, cioè, e pensare a quello che è il costo energetico di allenare un'intelligenza artificiale è il costo energetico di produrre una macchina. E per avere un algoritmo di IA efficiente bisogna allenarlo centinaia di volte prima di arrivare a una roba che ti sputa fuori un testo che sembra forse scritto da uno studente tipo. Però appunto c'è un costo energetico enorme e una spinta di nuovo narrativa ancora enorme sull'accumulo di dati. Tutte queste robe qui poi cioè, sarebbe bello se queste tecnologie fossero disponibili veramente al pubblico, visto che sono costruite su dati del pubblico. Quello è quello che è il problema. Il problema è che non lo sono, che i dati rimangano e tutto quello che viene costruito con quello rimane nelle mani dei pochi di questi 5 GAFAM che sono i signori del mondo ora, a questo momento. Come uscire da quello è la dinamica, come uscire da questa logica quasi feudale in cui siamo finiti, dove sono loro che dicono qual è la mappa e di come funziona il mondo e noi siamo lì a nuotare quasi come fossimo nel Medioevo ogni tanto. Bene. Concludiamo in bellezza. Una nota positiva.